Su YouTube vedo un sacco di canali di finanza personale abusare di questo indice. Lo citano in maniera quasi ossessiva, quindi c'è bisogno che io ci faccia un video. Vorrei non solo che capiste come funziona, vorrei anche che se vi servirà in futuro, capiste anche che non si tratta di oro colato, è tutt'altro che oro. Il ROE, Return on Equity, è semplicemente un indice di bilancio. E che cosa sono gli indici di bilancio? Sono indici che si ottengono facendo la divisione tra due dati, due quantità che si trovano all'interno del bilancio. Non è niente di difficile, semplicemente si utilizzano questi indici per cercare di capire un po' meglio i dati ed evidenziare le criticità, però vanno utilizzati come si deve. La cosa più importante da capire è che un indice che riporti dei valori anomali non è necessariamente un problema, e anzi vanno utilizzati più indici contemporaneamente per avere una visione più chiara, una visione di insieme. E questo lo dico perché tantissimi miei colleghi qui su YouTube si fermano alla superficie, guardano un indice solo magari o pochissimi indici e non c'è niente di più sbagliato nell'analisi di un bilancio. Il ROE quindi lo definiamo come reddito netto fratto patrimonio netto. E tranquilli, non c'è niente di difficile, adesso vi spiego tutto. Partiamo dal reddito netto. Questa non è nient'altro che la differenza tra ricavi totali di un'impresa e costi totali di un'impresa. Spesso viene anche chiamato utile netto, sono la stessa cosa. Si parla di reddito netto perché questa misura è espressa al netto delle imposte che vengono pagate dall'impresa sul reddito. Fin qui tutto abbastanza semplice. Il problema viene col patrimonio netto, che non è affatto semplice da spiegare a chi non conosce il bilancio. Farò un esempio limite per farvi capire al meglio. Sto aprendo la mia impresa di grissini senza glutine con capitale sociale di 60.000 euro. Il mio patrimonio netto quindi all'inizio è 60.000 euro. Facilissimo. Se non sapete che cos'è il capitale sociale, guardate il video qui in alto a destra. Successivamente il mio patrimonio netto aumenta ogni volta che la mia impresa di grissini realizza un utile senza distribuirlo completamente agli azionisti. In questo caso si formano le cosiddette riserve di utili. Il patrimonio netto non è nient'altro che il capitale sociale più queste riserve di utili. E lo so che all'ascolto ci sono dei puristi, ci sono degli addetti ai lavori che sanno come funziona l'economia e esistono tante altre riserve. Però questo è un video di divulgazione, ricordiamocelo, e semplifichiamo il più possibile. A questo punto volevo farvi riflettere su una cosa particolare. Che cos'è il capitale sociale in realtà? Il capitale sociale non è nient'altro che quanto gli azionisti hanno investito in un'impresa. Anche le riserve di utili non distribuiti sono esse stesse una misura dell'investimento, se ci pensate, nel senso che si tratterebbe di guadagni ai quali hanno diritto gli azionisti, ma che per svariate ragioni non vengono distribuiti e quindi rimangono in azienda. Quindi si può dire in soldoni che il patrimonio netto sia una misura di quanto è stato investito complessivamente in un'impresa. Il reddito netto invece possiamo pensarlo come una misura di quanto è stato il guadagno per gli azionisti. E quindi ora vi viene facilissimo capire che cos'è il ROE, perché se noi dividiamo il reddito netto per il patrimonio netto, abbiamo una misura di quanti soldi guadagniamo per ogni euro che abbiamo investito in quell'impresa. Un esempio servirà sicuramente a chiarire ancora meglio le idee. Se noi abbiamo un reddito netto prodotto di 100.000 euro e abbiamo investito un capitale sociale di 50.000 euro, allora per fare il ROE dovremmo fare 100.000 diviso 50.000 e ci viene 2. Quindi questo numerino 2 che cosa significa esattamente? Che per ogni euro investito questa impresa è stata capace di guadagnare ben 2 euro. Ora, se io avessi azioni di questa impresa per 1.000 euro e tutti gli utili venissero distribuiti agli azionisti, significa che io avrei un guadagno di 1.000, che è quello che ho investito, per 2, quindi 2.000 euro ogni anno. In genere quindi il ROE è un indice che viene utilizzato da quelle persone che vogliono investire in un'impresa e vogliono calcolare più o meno quanto è remunerativo questo investimento. Infatti è chiaro che se devo scegliere tra un'impresa che ha un ROE di 0,2 e una che ha il ROE di 0,5, allora sicuramente andrò nella seconda perché mi fa guadagnare di più. Ora quindi andiamo a capire per quale motivo il ROE non è necessariamente un indice così utile. Innanzitutto perché non sempre tutti gli utili vengono distribuiti. Bisogna andare a vedere quali sono le politiche
di distribuzione dei dividendi di una determinata impresa. In secondo luogo, il ROE esprime l'attitudine a generare un profitto in un determinato periodo. Bisogna fare attenzione anche ai ROE degli anni precedenti. E questo perché semplicemente potrebbe essere successo un qualcosa che ha portato il ROE ad essere insolitamente alto o insolitamente basso. Pensate ad esempio alla situazione che stiamo vivendo adesso. Sicuramente al 100% i dati di quest'anno saranno molto falsati. Tenete poi presente che più le imprese hanno un ROE alto, più le azioni di quelle imprese hanno un prezzo alto, e questo perché tantissimi investitori vogliono comprare quelle azioni. Azioni che remunerano molto hanno una grande domanda e una grande domanda porta a un prezzo più alto. Quello che mi sento di consigliarvi è che più che il ROE, guardate quali sono le prospettive di un'impresa. Il ROE secondo voi salirà o si abbasserà nei prossimi anni? Attenzione che molto dipende anche dal tipo di settore nel quale è inserita la nostra impresa. Infatti, se il settore è arrivato ormai a maturità, questa impresa non ha molto futuro. E queste erano solo alcune delle innumerevoli criticità del ROE. Questo è solo la punta dell'iceberg, è uno degli indici. Ce ne sono tantissimi altri di indici di bilancio e vi invito a scrivermi qui sotto nei commenti se volete che tratti anche diversi altri indici. Sono partito con ROE semplicemente perché è il più utilizzato, soprattutto da quelle persone che non sanno quello di cui stanno parlando. Quindi fatemi sapere quali altri indici volete, o comunque se ne volete altri, perché io ho una lista pressoché infinita di video da registrare, quindi posso tranquillamente aggiungerli. Prima di lasciarvi alla citazione economica vi ricordo che ci sono un sacco di playlist sul mio canale, quindi se vi piace un tipo di video ma non un altro, ad esempio non vi piace economia pop ma vi piacciono tanto queste spiegazioni, potete vedere tutta la playlist di pillole di economia. La borsa ormai ha raggiunto una notevole stabilità. Irving Fisher, docente statunitense di economia, 10 giorni prima del 28 ottobre 1929, data che segna il crollo di Wall Street. E la crisi del 29 che ho già affrontato in un video che trovate in alto a destra.